Is Canaris son un grand arcipelag, fatto di 7 isolis più grandi e 2 più piccoli. Tutte le isole sono di natura vulcaniche, logate dall'Oceano Atlantico a sorellamento de Africa, al dret dal Marocco, e formano una comunità autonoma rispetto a Spagna. La clipe temperatura dal mare e gli alisei contribuiscono a mantenere le isole Canarie con una temperatura ottimale in tutte le stagioni dell'anno. Le piante perché patiscono un po' la semplice scarsità di acqua e risultano insoliti alla vista di cui che non è abituato. Il paesaggio è sempre amabile, anche se piuttosto pustoso. L'aria che viene dall'oceano soffre abbondante per gran parte dell'anno e la brisa serale stizza la sensibilità dell'int dal puest, ma sono ridotti tantissimi turisti che tra il tiere e mare appunto rimirà i scogli vulcanici battuti dai sondi dal mare sempre rabbiosi, ma anche rimirà i colori dai maganzi tramonti. A grado di che la Yarin clip anche l'oceano, che mantiene sempre quasi la temperatura a 18 gradi, sottaghe al custodisce una vita insiorata di tante varietà di pesci, di quei che vivono sul fondale dal puest e di quei che migrano. Le qualità di pesci che vivono in Canaris sono tanti, sono i pescacans turchins, i barracudis, i tonuz astricis, i pes spade e tanti altri. Che migrano sono le varie qualità di ton, vale a dire il marlin blu, il ton rosso, chiappat con la ciane dai pescatori sportivi pomolat, o il marlin blanc e altri. Pesco si grandi che tutti i pescatori sportivi se no non vedono l'ora di ciapaio. La natura vulcanica delle isole si ha fatto sì che a pochi minuti da riva dall'oceano esiste in profondità di 1000 passametri. Questi dove che si intruppi in grandi riserve di mangiare, pal marlin blu e che gli altri pesci. Duci pesci di grandi dimensioni. I pesci sportivi, in che i pesci acciattino il divertimento dal pesciaculam tanto sui scogli che dai puars o in barche. I pescatori che avanzano sottaghe sono che più temerari, ma in compensa podin gioldi un mondo sottomarino meraviglioso.
anche la peste sulla barca d'alture. Les Isulis Canaris, i puesti più profondi e insiorati di pes, sono al dret de queste de isole Lanzarote e Fuerteventura, con profondità che possono arrivare fino a 3.700 metri e, soprattutto, attorno a questi dei Isulis della Gomera, di Gran Canaria e Tenerife, dove che la peste di alture è di abitudine. Anche la peste di mistir è chiata il tornecont de peste in tal mezzo al mar che si pratica doprand gli reis. La peste dal ton con i reis però e fa morire tanti delfins che tanti altri spes che non c'entrano nulla. Anni fa la peste dal ton aveva disveato tante preoccupazioni per via de peste indiscriminate, senza regolis, tant di minacciare la sua distruzione, specialmente il ton alle sale, talian pina gialla, e il ton rosso. La peste dal ton è arrivata fino a 2 milioni di tonnellate, in aumento sempre di più, tanto di fa crodi alla estinzione delle specie. Anche no altri che mangiavano il ton in scatole e contribuivano, senza sapere, alla sua distruzione. La peste dal ton, oltre che con gli reis un tempo veniva fatta soprattutto con gli tonaris. Questo esempio di peste con la tonare è diventato storico, praticato in strente a Favignana in provincia di Trapani, dove è proibita, si pensa la facessero anche a Canaris. Ai 3 di aprile a Favignana, in provincia di Trapani, dal dì di San Giorgio si inaugura la caratteristica peste dal ton di antiche tradizioni arabe che va di lungo fin tra mai dal mese di lui, che non manca di stizzare l'attenzione dai tanti turisti. A tor des reis dividuti in 4 chiamaris, che tra di loro comunicano attraverso una porta, si dispongono i barcioni dei marinars. Davanti di loro il Raisli, il capo, le ultime chiamare, che è de muart, e ven la matanza in Mazzalizzi. I tons sbatti in la code, la aghe sempre disbruma in un ultimo tentativo di scampavia de morte. Per equilibrare questo momento drammatico, i tonarui attacchino a cantare canti sporcacions ma scherzosi. Una squadra di 4 coppie di uomini, chiamati i re magi, sono adesso alla arpionadura e al sollevamento des besties. Con queste azioni che vengono chiamate a cosciare, i pescatori stringono con forza intorno di sé il ton che si dimene, ma che svelta viene arpionato e issato su con forza. Una crodincia popolare fa scrodica il pes, anche se mut, in tal momento di sua morte al panto un timido lamento. Al di dove la peste più praticata è che fatta in vasche, dove che i tons avvengono tirati su tanti ur di mangiare, ma la maniera di pescaio riguarda masse il macializzi de tonare. In questo video di repertori si vede in che di Greenpeace che ha lottato per salvare i tons rossi di quel barbar Mazzalici. E ven preferita la così chiamata peste sostenibile, di tipo artigianale,
fatte o con lunghi stianis di pesce culam, come in questo video che si può inviare di licanis des barcis di pescadores di Playa San Juan di Tenerife, o fatte con miars e miars di ams picchiati su parangai che può essere lungs anche 100 km. Per fortuna, gli ultimi novis dicono che la riduzione del 40% del pesciato, fatta dopo aver recepito il gran pericolo di estinzione, la rinuncia del pesciare il ton per un mese ad anno, per tanti anni, dal stesso tempo va anche combattuto la pesca illegale, dopo 30 anni è tornato a portare il numero dei tons alla sua ricostituzione. Fattore indispensabile all'estate anche va imponuta ai grandi centri di lavorazione e distribuzione la certificazione e la marcatura del PES sulle confezioni dal mare al consumo. La pesca del ton, che era stata scurtata a 13.500 tonnellate, vuole e potrà essere aumentata, anche se con grande precauzione, a non più del 10%. Se i risultati delle valutazioni scientifiche non sono proprio tanto sicuri, la pesca del ton non è più in pericolo. Allora, possiamo finalmente gustare la nostra scatoletta di ton senza aver rimorso di contribuire alla sua scomparita. Se non sei proprio convinto, allora potete sverzi una scatoletta di sgombri che è buon compagno e che non us farà nessun rimorso di coscienza. Mandi!